Quelli, Mario. E allora continuiamo a prendere appunti, iniziamo subito la lezione di oggi con questo filmato, Uccelli e mammiferi. Gli uccelli hanno aspetti molto diversi. Basti pensare ai pinguini e agli struzzi incapaci di volare, ai colibrì, ai picchi e agli aironi. Ma tutti hanno caratteri in comune. Le penne isolano il corpo dagli sbalzi termici, consentono il volo e sono frequentemente colorate per permettere i rituali di corteggiamento. Tutti gli uccelli, infine, depongono uova. Gli uccelli sono bipedi e gli arti anteriori sono trasformati in ali adatte al volo o al nuoto. Le ossa degli uccelli sono cave, in modo tale da essere più leggere e non ostacolare il volo. Essi si nutrono di frutti, semi, nettare o animali. Caratteristica importante di alcuni uccelli è la migrazione, cioè lo spostamento dalla zona di svernamento a quella di riproduzione. Nel compiere questi viaggi, che possono essere lunghi anche migliaia di chilometri, gli uccelli si orientano col Sole, le stelle o col campo magnetico terrestre. I mammiferi sono animali che nutrono i piccoli con latte prodotto dalle mammelle della femmina. Inoltre, essi sono omeotermi, ossia sono in grado di mantenere costante la propria temperatura corporea indipendentemente dalla temperatura esterna. Questo fa sì che questi animali siano diffusi in quasi tutti gli oceani e i mari e su tutti i continenti. Non mancano nemmeno mammiferi volanti come i pipistrelli. La maggior parte dei mammiferi si prende cura dei propri piccoli, accudendoli fino a quando questi non raggiungono una discreta autosufficienza. Cavalli, leoni. Tra l'altro, l'altro giorno guardavo un filmato sui gatti e hanno proprio quell'istinto là felino, bello, bello, cioè, è bello. Maestra, allora oggi continuiamo a fare lezione. Parliamo di uccelli e mammiferi.